1, eccola! Buonasera ai miei belli di Bella, eccoci qua, siamo pronti per una nuova puntata come annunciato, ufficialmente insieme per una puntata speciale che anticiperà quello che succederà giorno 7 dicembre, perché il 7 di dicembre l'appuntamento è solo uno, ovvero al Lido Belvedere al lungomare Playa di Catania. C'è un evento assolutamente imperdibile che vede come protagonisti gli ospiti che in questo momento sono seduti qui e che questa sera vi terranno compagnia fino alle ore 21, quindi mettetevi belli comodi. Buonasera a voi che come sempre ci ascoltate in radio sui 103.7 e in DAB blocco 10C, e buonasera anche a voi che ci state guardando sul canale 96 del digitale terrestre. Accomodatevi perché io vado a dare subito il benvenuto a quelli che sono gli ospiti speciali di questa serata, con un applauso forte. Benvenuti ragazzi, mi siedo vicino a voi. Da dove partiamo? Il nostro organizzatore lo farò salutare per ultimo, ragazzi, quindi partiamo da questo lato, dal nostro Enzo Termini. Buonasera Enzo, Desi, gli passi il microfono. Aspetta, è acceso o sei spento? Ok, ci siamo. Buonasera a tutti. Enzuccio, buonasera, come stai? Tutto bene. Era da un pochino che non ci vedevamo. Diciamo che ogni occasione è buona. Occasione è buona per stare in buona compagnia. È vero, oggi staremo anche con te, oltre che giorno 7, e tra un pochino chiacchiereremo, ok? Va bene. Diamo il microfono all'unica donna della serata in versione artista cantante, la mia bellissima Desi. Ciao amore, bella. Una cosa sola, sempre. Cioè che poi guardate, siamo anche in pandan per quanto riguarda il colore. Non ci siamo messi d'accordo. È vero. Amo, come stai tu? Tutto bene, Stai andando alla grande come sempre, quindi che te lo dico a fare? Tante soddisfazioni. È stato un anno pieno di novità e soprattutto di emozioni piene che insomma hanno colpito e continueranno a colpire e far crescere ciò che meriti, anzi 100 volte di più, come Grazie, dico sempre. amore, ti voglio bene. Anch'io tantissimo e lo sai. Dopo diamo anche gli appuntamenti imminenti che ci sono a breve a Catania. E poi guarda lì chi c'è questa sera, Matteo. Buonasera a tutti. Come stai, Mary? Io sto bene, tu come stai? Tutto bene. Con lui non ci vediamo veramente da tanto perché tu lavori tantissimissimo fuori, praticamente sei sempre in viaggio. Mi vedi a meno un po' cambiato? Sei il mio piccolo Matteo, Questo il mio ormai piccolo è momento speciale. storica, il piccolo uomo. È il piccolo uomo con una grande voce. Esatto, vabbè, adesso non la possiamo utilizzare più per chi ci segue da una vita, da quando insomma Matteo è arrivato a cantare, che poi tra l'altro la prima volta che tu sei salito sul palco è stata la prima volta che io ho presentato un concerto napoletano. Esatto, sì. Perché io avevo presentato tante altre cose e quella sera è stato il mio primo concerto napoletano e la prima volta che ti sei esibito. Esatto. Quindi diciamo che c'è questo collegamento tra noi due che rimarrà per sempre, forever and ever. Adesso è il grande uomo che continua ad avere la grande voce. Dobbiamo trovare uno slogan nuovo comunque. Infatti. Il nostro Matteo. Bentornato Matteo. Grazie a voi. E poi abbiamo una new entry, che questa è la prima volta che ti siedi con noi da questa parte, giusto? Giovanni Accardi, buonasera. Ciao Mary, come stai? Io sto bene, con te ho avuto il piacere di chiacchierare durante, diciamo, un pomeriggio in cui eravamo insieme con Sonny, tutte le novità, abbiamo sentito la tua voce, la tua musica qui su Bella Radio e finalmente ti abbiamo anche a te qui nel nostro divanetto di Bella, quindi sono contenta. Stasera ci conosceremo anche qui davanti alle telecamere, in questo caso nel nostro fantastico studio. E poi Andrea Vezzosi, buonasera Andrea. Buonasera a te, buonasera a tutti i ragazzi qua. Posso dire una cosa prima io? Volevo ringraziare Tino Condorelli. Adesso ci arriviamo a lui. Un personaggio, dai, un personaggio. Adesso ci arriviamo. Ci stiamo vedendo più spesso. Bene, sì. Ha portato bene quella prima volta. Ivanuccio, sì, con mi ha battezzato, quindi facciamo sta cosa. Qua, vedi, facciamo spesso, sempre. Sì, come stai? Bene, tu come stai? Io bene, so che c'è una bella novità che stasera ci regalerai. Sì. Una cosa molto vecchia. In news, diciamo che quando il vecchio viene riproposto nel moderno ci piace, dopo ci racconti. Ok. E poi vicino proprio ad Andrea vedete lì un uomo nonché l'organizzatore, che l'abbiamo bello spiaccicato lì sul seggiolino, abbiamo detto non te muovete qua, te stai con noi. Tino Condorelli, buonasera, il nostro organizzatore. Buonasera a tutti e buonasera a tutte le persone che... Tino, mettiti più vicino al microfono, mettiti il microfono più vicino che sennò non si sente niente. Buonasera a tutti e una buona serata a tutti
i cantanti che ci sono qua, perché sono tutti eccezionali, il numero uno. Vero. Buonasera a Mary Milani. Grazie E Tino. ringrazio tutta la bella radio. Allora Tino, noi siamo qui questa sera perché il giorno 7 di dicembre c'è questa bellissima serata. Certo, organizzata da me. Esatto. Da me e dal mio grande cugino Franco Nobile. Ecco, perché da lontano uno sguardo laser ci fu, sguardo laser di quello così, quello di... Non poteva mancare con me il mio cugino del cuore Franco Nobile. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, va bene? Abbiamo la locandina che possiamo far vedere subito, che voglio insomma far vedere un attimino per spiegare quello che succederà, perché giorno 7 di dicembre, eccola qui la nostra locandina, ci vediamo tutti quanti al Lido Belvedere, ovvero il Viale Kennedy, il numero 41 di Catania. Il nostro Tino Condorelli insieme a Franco Nobile hanno organizzato questo fantastico evento proprio con gli ospiti che in questo momento vedete qui seduti nel nostro divanetto. Potete già prenotare i biglietti, anche se già i biglietti stanno andando a ruba. E a proposito di biglietti, c'è 15 euro con il drink. Volevo dirvi una cosa molto importante: ci sono i numeri telefonici che potete contattare, che ovviamente diciamo anche noi in pubblicità, che sono il 348 88 22 780 oppure il 347 17 93 970. Ma io voglio farvi vedere una cosa molto importante, perché chiunque acquisterà il biglietto questa sera, adesso vi faccio vedere il primo piano, chiunque acquisterà il biglietto questa sera riceverà anche una sorta di regalo, perché i nostri organizzatori hanno pensato davvero a un regalo molto bello da farvi nel 2025, conservando il biglietto. Quindi il biglietto, una volta che siete in serata, non lo dovete buttare, ma lo dovete conservare. Andate presso un'agenzia di viaggi che si chiama Professione Vacanze, che si trova in via Lenin al numero 9597, e avrete diritto ad uno sconto per una crociera con partenza proprio nell'anno 2025, quindi nell'anno nuovo. Avrete un fantastico sconto che è insomma del 20% per la vostra crociera. Quindi ragazzi, oltre che il biglietto e oltre che la serata, avrete anche questo fantastico sconto offerto da questa fantastica agenzia viaggi. Quindi non buttate il biglietto e vi fate bella crociera nel 2025. Lascia andare tutti i pensieri e alzi sui bicchieri, va bene? Giù i pensieri sui bicchieri, capito? Quindi lascia andare i pensieri, alzi i bicchieri. Sempre collaudato, c'entra sempre, capito? Questo è quanto. Detto questo, abbiamo parlato, abbiamo fatto le presentazioni. Io direi di iniziare immediatamente a cantare subito, perché vogliamo sentire la voce dei nostri artisti, che ripeto saranno i protagonisti di giorno 7 dicembre al Lido Belvedere. La serata è fatta per sponsorizzare, devo ricordare tutto. Non iniziate a farmi stressare, iniziamo a cantare, ogni volta è una tragedia. Allora Enzo, apriamo? Che dici, che sei qua vicino a me, così andiamo in ordine? Si canta allora questa Si sera? canta questa sera, che ne pensi? Salutiamo tutti i belli di Bella? Tutti belli di Bella. Con quale brano iniziamo, Enzo? Voglio stasera? incominciare con una canzone un po' particolare. Dici. Per tutte le persone invidiose che ci stanno osservando, Ok. anche se non lo meriterebbero. Però c'è una canzone che non fa mai Ce la male. dedichiamo a loro. Dai, direi che ci sta. Non si buona. Non si buona per niente, questa mi diverte troppo quando la suono su Bella Radio. Centro del palco e si inizia ufficialmente. Comincia a 7 la mattina, una storia a te piace inciuciare. Tu parli male, non parti sana, perché tiene bellezza e qualità. La coppa sul balcone tu fai spia, chi passa passo tu vuoi giudicare. Si infame, si cattivo, non si buono, si bella fuori e si cattive cose. Si non morse serpente che avvelena, la roba pure chi si è innamorato. Non te ne importa niente, si strano veramente, tu tieni a doppia personalità. Si infame, si cattivo, non si buono, tu guarda là te invece guarda a te. Tu si una mala lingua in tua quartiera, fatti nessuno è buona fuori te.
ansietà, gelosia, ormai ti sei ingrippato in collo a me e non ti perdi mai una storia mia, e visto brutale quale a me. Chissà lo giorno che ti serve conto, sull'acqua si fornisce murmuriamo, si infame, si cattivo, non si buono, si bella fuori e si cattive cose, si non morse serpente che avvelena, la roba cuore che si è innamorato, non te ne importa niente, si strano veramente, tu tieni a doppia personalità, si infame, si cattivo, non si buono, tu guarda a lato invece guarda a te, tu sei una mala lingua in tua quartiera, fatti nessuno è buona fuori te. Si stanno veramente, tu tieni a doppia personalità, si infame, si cattivo, non si buono, tu guarda a lato invece guarda a te, tu sei una mala lingua in tua quartiera, fatti nessuno è buona fuori te. Grazie a Enzo tutti, Termini. Grazie. Non si per niente buono, non si per niente buono. Non si buono. Per niente. Si è capito? per niente. Che non è buono. Glielo ripetiamo di nuovo? Più semplice di così, più chiaro di così. Non poteva Bellissimo essere. comunque questo brano, raga, divertitevi anche ad utilizzare il suono su TikTok di tutti i brani dei nostri artisti, perché lo sapete che questo è il modo per portarli avanti, oltre che condividere i suoni, perché abbiamo un po' trascurato Facebook, Instagram, ma in realtà anche questi social vanno molto bene. Sì, sì. Quindi condividiamo. Ci sono Sì, novità. infatti questo brano, diciamo che parlando di suoni, sono molto soddisfatto perché hanno fatto qualche 10.000 TikTok con questo brano. Ancora? Perché si litigano su TikTok, diciamo che è stato creato proprio per L'hanno fatto per, diventare così, perché era stato creato per divertirsi prima. no, per litigare, diciamo, su TikTok in senso buono, va? Si certo. mandano quelle frecciatine divertenti, no? Si fa guarda, diciamo si scannano. Dettagli e punti Va di bene, vista. dai, va bene. Comunque ci divertiamo con i Ne nostri abbiamo cantanti. approfittato un po' per speculare per fare un po' di qualcosa. cutticchio pure noi, dai, che ogni tanto cutticchiare fa bene. Va va bene. bene, Enzuccio, vieni qua, siediti di Mi nuovo siedo? vicino a me. Sì, Siedo? ti siedi e vado dall'altra estremità. Ora faccio un colpo di qua, un colpo di là, un colpo di qua e un colpo di là, un colpo, e poi dopo vi rimischio tutti, così, un po' al milkshake che ci piace. Allora, Andrea, prendi pure il microfono. Noi ci siamo visti da poco. Io non so se tu vuoi iniziare con la novità, così possiamo iniziare a parlare. Allora, spieghiamo un Ovvio. attimino cosa sta succedendo. Allora, sta succedendo che ho ripreso un brano vecchio di mio papà, Ok. dal titolo Cuoricino mio. Beh, stiamo parlando di un brano storico. Sai cosa è successo? Che Eh. ho postato il video da Giuseppe Sandrocito e alcuni hanno detto che non è la mia voce, ma è la voce di mio papà. Ok. Mo togliamo questa cosa un po' di torno, Ragazzi, allora, noi vi assicuriamo che la voce è la sua, anche perché, insomma, quanti anni sono passati dall'uscita di questo brano adesso? Mio papà aveva 33 anni, Quindi stiamo parlando di 20 anni all'incirca. Sì. E voglio dire sempre che Andrea ha la voce molto simile, lo sappiamo, perché insomma Simile ma diversa. Esatto, infatti Simile ho ma detto diversa. simile, però insomma si riconosce Andrea. Sono alcuni tratti che somigliano, ma non proprio. Come ti è tutti. venuta l'idea di fare questa cosa? Ah, ma no, non a me, a Giuseppe Sandrocito A e a lui? Franco Volter. Ah, allora è arrivata questa idea? Sì. Diciamo che comunque ancora il brano non è uscito. No, non è uscito, stiamo aspettando solo il video e lo facciamo uscire. Già l'avete registrato? Sì. Quindi diciamo il montaggio, il tempo del montaggio. tempo del montaggio. Però stasera Andrea ce la vuole regalare in anteprima. Aspettiamo a Platania. Va bene. Quindi riproponiamo Cuoricino mio in versione 2024 del nostro Andrea Vezzosi. Andiamo al centro del palco, Andrea, Aspetta, e mi vi hanno ricordo che ancora non la potete trovare fuori, stiamo facendo un'anteprima.
cuoricino mio. Ciao amore, Sono 2 giorni che non ti sentivo. non potevo chiamarti, scusa. Io sono stato a letto, Immaginavo, sai. ho avuto un po' di febbre, ma è passato. Tu che fai, cuoricino mio? Stai cagnando come sempre, sempre lui che ti fa soffrire, sempre lui, mossa che da me non sarà. Ti amo tanto. Cuoricino mio, Dimmi amore, spazia attorno a me, sì l'esistenza. Io non sognavo mai, sei dolcissimo. temo sempre vive innamorato. Anch'io amore. Di mano, cuoricino mio, vieni via con me lontano. Odio lui che ti fa soffrire, sempre lui, mossa da dire a me non sarà, non ti sfugnerà, non ti farà passare stasera, non ti farà toccare. Ciao, cuoricino mio, Parlami ancora, ti prego. t'aspetto il 9 di mano, si posta. D'accordo amore. Io sono l'ora Sì, portami via. e ti portavo neri in amore. Non vedo l'ora. Ma che fai, cuoricino mio, stai cagnando come sempre, sempre lui che ti fa soffrire, sempre lui, ma da brutto c'era, non pensare, non ti spugna, non ti fa passare stasera, non ti fa toccare. Stasera non ti farà toccare. Cuoricino mio, come mi cantava il mio papà. Ti amo. Andrea Vezzosi! Cantava il mio papà. O sbaglio o sembro più grosso in TV? Sì, no, tranquillo, è tutto No, collaudato. è normale, È la televisione. è normale. Anche io oggi mi sto vedendo tipo una Ma non lo so, pallina. non lo so. No, è la TV, è la TV. Devi sapere che tutti quando mi incontrano, che sono abituati a vedermi in TV, ogni volta fanno ma sì, sicca, parecchio grosso alla È vero, televisione. in TV sembri più Quindi grosso. Sembri più grosso. Vero. È collaudata questa cosa. Ok. Sembriamo anche più bassi, sapete? In realtà io non sono così piccola. No, è vero, Matteo, è tutta una buffonata della televisione. La TV comprime e allarga, capito? Com'è se dici nonni? State zitto, non è vero, non è giusto. Allora, comunque bravo Andrea, capisco anche perché c'è un pizzico, però insomma si riconosce che è Andrea Vezzosi. È la tua dolce metà, la voce femminile, brava. Ma hai pensato lei di cantare? Perché ha una bella voce. No. Ma guarda, glielo dico sempre di fare qualcosa insieme. Magari mi metto a scrivere vicino a lei, no, niente. Però in questo caso ha partecipato, anche se per un pizzico, già un pizzico
pizzichino c'è stato. Mi è costata sta cosa, mi è costata. Vabbè, questi sono problemi di voi uomini. Questa non è solo nel canto, vi costa sempre, non solo relativa al tutti canto. tutti i giorni, da quando apri gli occhi fino a quando li chiudi. Chi è sposato lo sa. Questa è la vita la vita dura del marito. Ma sì. Ma quale sì? Che siamo noi poverelle che dobbiamo sopportare voi. Vi ho dato 2 secondi di gioie. Ok. Basta, è finita la gioia, non ce n'è più. Allora, andiamo da una donna che mi può capire, la nostra Daisy. Io so che oggi sei stata anche, no, ieri siete stati impegnati, siete stati fuori, pranzi, eventi. Sì. Sta andando sempre meglio, giusto? Sempre meglio, tantissimo. Sono contenta. Tante soddisfazioni e ne stanno arrivando altre che non le posso. No, non le dire, quando arriveranno noi abbiamo sempre detto tutto dopo. Giorno 7 di dicembre saremo ancora insieme in questo grande Poi evento. c'è una cosa, te la dico, a te te la dirò, però non Dopo, la fuori posso dire diretta, in live. fuori diretta. Parliamo di questo 7 dicembre dove appunto saremo Bellissimo. insieme. Sarà una serata spettacolare sicuramente perché ci sono grandi artisti, veramente. E Tino ha scelto te, Tino insieme. Dove sei andato Franco Nobile? Se n'è andato. Tino insieme a Franco hanno scelto te come voce femminile. Tanto di corazon ci fu, tanto di corazon. Allora, io ancora ti aspetto e qualche pomeriggio mi vieni a trovare. Ti devo far ascoltare quel brano che sta facendo innamorare l'Italia. È di Mel. E direi che è arrivato il momento da dedicarla anche a tutti gli innamorati. Che dici? Sì, sì. Ci pensi tu? Sì. Vai. Dedichiamola. Ascoltiamo la bellissima voce di Daisy Di Salvo con questo brano che sta andando Prova? wow. Sì. Ovviamente la faremo live, come dico sempre io. Live. Tra l'altro questo brano che è uscito già in grosso. già in pochissimo tempo ha avuto tantissimissime visualizzazioni e continua ad essere la smettete con questo fatto che Mi posso guardare? la televisione, ascoltami, ha avuto già tante condivisioni, ha avuto anche questo davvero Sì. un seguito molto È importante. bellissimo di Mel. Ora mi fate sapere, loro forse non l'avete sentita? Di Ora ve Bella la faccio l'hanno sentire. a me su Bella me la richiedono tutti i giorni, quindi te lo assicuro che sì, ha avuto un seguito importante. La riproponiamo anche questa sera per tutto il popolo di Bella e tutti gli innamorati che sono in ascolto e che ci stanno anche guardando. Adesso ci pensa Daisy a farci sognare, insieme a Sonny in questo caso, che deve aspettare un attimo. Nel Ho visto la tua mamma, io la devo. salutiamola che sta fuori. La quando nostra ci amica. manchi. Ritorna qua, ritorna. La vogliamo tutti i giorni a lei. Sì, ma lei è Mi sempre presentava, ero piccola. tutti il periodo meraviglioso che abbiamo passato di tutte le fantastiche Le nostre serate. conclusure. Le nostre conclusure, anche perché insomma con Daisy di serate ne abbiamo fatte quando Tantissime. ancora veramente eravamo in pochi, non c'erano nemmeno i palchi ancora, cantavamo per strada. Sento cuore che fa mille, resta a tu guardare, in cosa mi assomiglia e mi fai morire. Si mi stringe e poi mi passa, non sapessi sta senza te. E dimmi che sono per te, tutto quello che provo per me. Cuore mio, quando mi dici ti amo, sai che sì, l'amore che si respira dentro me, supera che mi cammina e mi porta a te. Mi piace così, se vuoi niente fai gelosa, e fai perdonare, raccontandomi una scusa e mi sai pigliare a rubarne di sti vasi, perché campo e muore per te. E dimmi che sono per te, tutto quello che provo per me. Cuore mio, quando mi dici ti amo, vita mia, ma come te mai nessuna. E dimmi l'amore per me, tanto sai vado pazzo per te.
Brividi ed emozioni infiniti, Grazie, Jessie. grazie Brividi. mille. Questa è una delle canzoni più belle. È bellissima. Vieni qua, siediti. Anche perché con questo brano è stata sicuramente anche evidenziata di più la tua voce, cosa che nei brani precedenti veniva un po' fatta meno. I brani passati, questi vengono da Napoli, sono brani napoletani. Li ho fatti, ho registrato a Napoli tante canzoni e si sente anche perché mi hanno bacchettato per il dialetto. Aiai. Hanno fatto bene, se deve uscire un prodotto da lì vogliono il meglio, ma dico proprio questo, che in questi brani si sente già di più anche se secondo me La tu napoletanità. ancora di più puoi esprimere fuori potenza. Qui già si esce e questo brano è di una bellezza estrema, sempre brava. Allora l'ansia mi viene ogni volta, in effetti ha ragione, ancora non abbiamo fatto nemmeno un giro e già mezz'ora è andata, quindi dobbiamo correre. Giovanni, arrivo da te anche perché insomma è la prima volta che noi ci ritroviamo insieme. Abbiamo sentito i tuoi brani in diretta su Bella, li abbiamo ascoltati, però oggi sei qui con noi, nonché anche protagonista di una serata. Queste sono cose belle. Una delle prime volte, comunque sempre un'emozione grande. È vero, vabbè, quella non finirà mai. Te lo possono dire anche i ragazzi che salgono sul palco da una vita e qualsiasi volta salirai su un palco l'emozione ci sarà sempre. Sì, anche perché quando sparisce l'emozione significa che è arrivato il momento di smettere di cantare. Perché se non hai l'emozione tu non si dà nemmeno al pubblico. Quindi tienila sempre e fanne tesoro, anzi sempre più forte. Allora, che ne dici se rompiamo il ghiaccio, perché ti vedo che sei lì pronto un pochino così tipo sì. Quindi rompiamo il ghiaccio subito a cantare. Che ne dici? Quale brano ci vuoi regalare? Vi regalo Ci vedremo sempre qua. Dai, sempre qua ci vedremo, mi raccomando. Sempre negli studi, sempre con me. Sempre. La storia suonata così, rinde e sbaglia, so chiuda a fornire, una femmina si può morire, a nessuno può stare a sentire, a diventa fragile, già te l'immagine in danno lieta, mezza annure. Pure a me è capitato con te, troppo tanti anni ti hai fatto vedere, quella tua amica ci ha fatto incontrare, io che non t'ho saputo scordare e ti guardavi, che l'occhio tuo mi fermava il cuore, voleva morire, senza pensare sto qua, vicino a te che stai spogliato, con la me non voglio te. Fermasso tempo e sta serata, per quanto tempo hai già aspettato, ma non ci credo ancora che con me si asciuga, non si cagnate, senza pensare, fatti passare, voglio profumo che sta bella, rimane capezzone più, quando mi guardi sei più bella. Fra poco ti accompagna, però rimane ci vedremo sempre qua. Il destino ci ha fatto incontrare a una festa e tu stivi là, tu sei stata sempre pazza di me e io pure morevo per te, chi so credeva. Quando niente passato tornava e mi portava a te, senza pensare sto qua, vicino a te che stai spogliato, con la me non voglio te, fermasso tempo e sta serata, per quanto tempo hai già aspettato, ma non ci credo ancora che con me si asciuga. Quando mi guardi sei più bella, fra poco ti accompagna, però rimane
Bravo Giovanni. La nostra new entry tra tutti gli artisti che vedete qui nel nostro divanetto, diciamo che è il più giovane tra tutti nel campo musicale, però già sta facendo parlare di sé, perché anche qui voglio salutare tutti gli amici che sono collegati su TikTok, raga, che sono tanti e stanno dicendo non ci state salutando stasera, ragazzi, chiediamo scusa, vi leggiamo, giuro che vi leggiamo, però siccome abbiamo poco tempo dobbiamo almeno fare un altro giro per questo, però vi mando un bacio a tutti. Mi chiedevano appunto chi è quest'artista, è proprio Giovanni Accardi, ragazzi, una new entry nella famiglia, però già canta. Quanto tempo è adesso, Gio? Che canto, allora, il primo brano è uscito ad aprile di quest'anno, però canto da prima, quando diciamo, ero così. Esatto, era piccolo, però si sta facendo conoscere da adesso, quindi fresco pure lui. Tino, ti sei beccato qui 5 artisti bravissimi, hai scelto, insieme a Franco, che dopo puoi venire pure tu, non è che ti stai dietro le quinte. No, al microfono. Aspetta, cosa? Dopo una vita che frequento tutti i cantanti, Vero. è normale, non posso scegliere lei, come si dice a Catania, l'immondizia. ma ho scelto esattamente i veri cantanti. C'è una canzone che fa sincerità, un elemento imprescindibile. Lo adoriamo a Tino Condorelli perché è così. Come lo vedete, mia mamma mi dice sei come caschi dal pero. Pure Tino uguale, come casca dal pero. Un pensiero pensa, un pensiero dice. C'è chi lo può accettare e chi no. Mary, meglio una brutta verità che una falsa bugia, no? Giusto, condivido, giusto, bravo. Allora, ritorniamo adesso a Matteo, andiamo su Matteo. Adesso sento Desi che gli suggerisce il brano che vuole cantato. Vabbè, ovviamente non può mai mancare. Diciamo ovviamente. Che allora compro una vocale e chiedo l'aiuto del pubblico. Volevo formulare una frase, nel frattempo usciva questa canzone che diciamo è stata la canzone, tutti hanno la canzone, c'è sempre quel brano che diventa il cavallo di battaglia, il brano che fa conoscere un artista, ma è normale. Poi da lì ci sarà un susseguirsi di successi, ma c'è sempre il brano, c'è sempre stato per tutti i grandi artisti. E Matteo nasce, ci fu, io mi ricordo i tempi 2011. Da Cambiale. Parliamo 2011. Esatto, no, ma prima sei arrivato tu. 2011. Qual è stato il brano? Il primo. La crisi, Cioè, ragazzi, poi c'è stata la situazione da Cambiale, esatto, te lo ricordi? Fino ad arrivare a quando arrivò Bambola, e da lì è stato un successone e non ci siamo più fermati. Fino ad oggi, ringraziando a Dio, mi dà ancora soddisfazione. Io ricordo quando questa canzone nacque, perché lui venne su Bella Radio, ancora non era nemmeno stata registrata, ti ricordi? Sì, c'era questa canzone, si parlava e ci fu da lì un susseguirsi ed è stata la canzone. Esatto. Rivivi quei momenti? Abbastanza. È bellissimo. Sempre, anzi. Sempre. Ed è molto Mi bello. Fai cantare? Sì, scusa, io sono una chiacchierona. Ti conosco. Quando parto, io parto e non mi fermo abbiamo più. Poco tempo. Va bene, scusate, Mary, sbrigati. Vabbè, scusa. Come Faccio più. Canzone? Sonni. C'è un'ora che parliamo di Bambola, non l'ho capito. Non puoi dire questo. Andiamo di bambole, per tutte le bambole. Esatto, lo dedichiamo a tutte le bambole. Ce la riascoltiamo questa canzone che non stancherà mai, mai e mai. Anzi, a voi. Vabbè. A Franco sì, invece. Vero? Dettagli. Vai. Street, tacco e poi mai ascoltata, rossa come piace a lui, vesti alla moda, non ti manca niente in armadio. Non se ti smalto solo come tu ce l'hai, nel tuo quartiere tutti sanno i fatti tuoi, sta una guagliona che a me mi va sbattere il cuore. Sei maliziosa, tutti quanti l'hanno guardato, quei vestitini, pare che hai spugliato ste chiama, non dai conferenze, tu sola chi le pensi, aspetti solo quel momento quando ti ha innamorato. Bambola, con fisico perfetto da parte mamma, sogni le copertine, tu non puoi studiare, a scuola professore fatta innamorare, hai 10 in amore, bambola,
banco di scuola scriva verità, per cuore l'iniziale o non me chi nulla, che a te ti fa impazzire ma tu sai che innamorata te già. Sei un po' nervosa, fai di tutto può conquistare, sai che gli piaci, però a lei non la lascerà, te l'ha pisata, te può dare solo una serata. Sai che succede quando che lo viene a sapere, che a bella radio, che li dedichi so per te, tu sei una stella, ma in tuo cuore suoi te ne mi sbatto cuore quando si riuvire passa, gli fa un sorriso, ecco chi la fa piccicare, giuro che non ti riene, quando che l'accompagna, l'aspetto sotto casa, se quando sa da ritirare. Bambola, col fisico perfetto da parte mamma, sogni le copertine e tu non puoi studiare, a scuola professore fatta innamorare, ai 10 in amore bambola, sul tuo banco di scuola scriva verità, che cuore l'iniziale o non me chi nulla, che a te ti fa impazzire ma tu sai, ma lui è fidanzato, che facessi tu poteranno mai, quando vivi insieme tu sei geloso, te l'ho detto già prima appuntamento, te vuoi solo spugnare. Fisico perfetto da parte mamma, sogni le copertine tu non puoi studiare, a scuola professore fatta innamorare, ai 10 in amore bambola. Grazie. Io lo bambola. faccio arrivare così a lui. Ora ti siedi qui in mezzo a noi, ufficiosamente, il nostro Franco Nobile. Buonasera, vieni qua Francuzzo. Ragazzi, spostate un po' il culetto tutti quanti, okay, così lo facciamo entrare anche al nostro Franco Nobile, organizzatore ma anche manager del nostro Matteo. Mi fate pervenire, guarda c'è il linguaggio, mi fate pervenire per venire un microfono da queste parti. Dov'è l'altro microfono? Ah, c'è l'Andrea. Microfono. Buonasera a tutti, un saluto da parte mia. Eccolo qua, Franco Nobile. Il mio collega Tino Condorelli. Un microfono a Tino. Ce l'abbiamo tutti e due microfonati. Sai perché sono entrato? Ti spiego il perché. Perché io sto facendo questo per unire a Catania tutti i catanesi, come a Napoli non hanno più invidia fra di loro napoletani. Bravo. E allora, ma comunque ragazzi se vedi qua non c'è un napoletano, senza offese ai napoletani, si impara l'arte, ma si mette da parte. Noi riusciamo a fare magari meglio dei napoletani forse. Perciò invidiosi non ce ne devono essere con noi, con nessuno. Appunto, invidiosi. Io voglio che quando ci incontriamo, ragazzi, tutti catanesi, siciliani, siamo, no, la maggior parte sono catanesi, siciliani, cioè palermitani, da dove da premettere che nascono tutti su sia musica o GS che sia, iniziando da Galletta, Vezzosi, tutti le etichette discografiche che c'erano dalle origini, certo. Nascono tutti dalle nostre etichette, tutta GS o sia musica, quello vero, verissimo. Pure i napoletani. Allora, se faccio questo per essere tutti una cosa. Bravo. Mi piace la Sicilia, mi piace che voi andate avanti così, vi porta avanti, però non discriminiamo nessuno e parliamo, ognuno si tira il suo flagno, no, il suo flagno. Il suo carezzo più che altro. Deve tirare. No. Ecco, ora ti resti qua perché dopo salutiamo insieme e gli faccio fare un altro giro rapido sì, di brani ai ragazzi. Perfetto. Anche perché tu con Matteo tutte e due partite. Credo che Matteo già mi ha usurato. Ti ha usurato. Cioè, la bambola è proprio una cosa che io sbombolini amo. sì. Talmente la amo che quando canta lascio il bicchiere con l'acqua e me ne vado. Okay. Sono 10 anni che sono con Matteo a sentire bambola. E meno male che bambola ci finiremo.
Anzi, a proposito, Matteo, voglio ricordare per gli amici nostri di Francavilla di Sicilia che il giorno 14 siamo in piazza, perciò pure per tutta la Sicilia che vuole venire, siamo in piazza Francavilla di Sicilia. Bellissimo. Il 14 dicembre, su Cocaporto sicuramente, va bene? Magari un cappellino di lana nel frattempo. Va bene, rimani qua, iniziamo di là questa volta. Andrea, facciamo un altro brano, perché un altro giro veloce lo dobbiamo fare almeno. Cosa ci fai ascoltare? Amore più grande. Direi che domande fai, Mary Milani? Domande che meritano una risposta, perché adesso sappiamo il brano che andremo a cantare con Andrea Vezzosi. Forse saranno quest'oggi, ho due modi di fare, a me mi fa impazzire. Con quel tuo viso perfetto, con un filetto rosso che femmina sì. Vieni fatto più vicino, tutti che stasera me lo vogliono fare. Niente nessuno a sto mondo, ci può mai fermare. Come tu sai che l'amore è più grande, quando tengo a te non mi manca più niente. Fino all'inferno mi hai portato a pace, e insieme a te mi sento in paradiso. Tu sto bene hai spezzato sto male, e saputo che cancella tutto passerà. Ormai io vi vedere, nessuno mi può fermare che sta male, perché noi ormai siamo una sola persona. Una stumana per bisogno di sangue, noi come cielo insieme all'arcobaleno. Se ti perdesse giorno morisse, la noce mattina per e male che farà senza di te. Io sono stato fortunato, adagio condannato e poi adagio scusato. La figlia mi è regalata, è un regalo più bello che tu mi puoi dare. Come tu sai che l'amore è più grande, quando vengo a te non mi manca più niente. Fino all'inferno mi hai portato a pace, e insieme a te mi sento in paradiso. Tu sto bene hai spezzato sto male, e saputo che cancella tutto passerà. Ormai io vi vedere, nessuno mi può fermare che sta male, perché noi ormai siamo una sola persona. Una stumana per bisogno di sangue, noi come cielo insieme all'arcobaleno. Se ti perdesse giorno morisse, non ci voglio pensare. E male che farà senza di te. Vezzosi, bellissima, Grazie, bellissima mille, canzone, grazie. complimenti sempre Andrea. Facciamo una cosa molto veloce. Ok. Sì, veloce, ritorniamo di qua. Franco Nobile, quale brano ci farai sentire stasera? Io, bambola! Passa il testimone, passiamo il testimone che dopo ricordiamo tutto e facciamo un po' vedere tutto quello che serve. E torna il momento del nostro Enzo Termini, che anche lui è dietro alle spalle, ha una carriera molto importante, anche lui ha iniziato da piccolino e anche lui c'è dai tempi ai tempi. Diciamo che qua siamo tutti datati. Qualche viaggio ho fatto abbiamo preso più di una volta l'aereo con Enzo. Sì, se lo so, io siamo con lui. stati un po' di giorni fuori dove che Giovanni, fammi arrivare il microfono. Con Andrea, ne approfitto. Enzo, prendilo così puoi rispondere. Enzo abbiamo delle date fuori. Sì. Siamo Crotone, credo Bari, questa roba qua. E allora inseriamo a Giovanni. Un'altra bella scoperta, Giovanni. Sta donna qua mi sta dando soddisfazione. Cioè, l'ho invitata solo in questa festa, invitata. E già, ma non lo so quante feste ho chiuso, 4 feste. Mi hanno chiamato più di 4 persone per sta Desi di Salvo. Desi, da dove nasce? Da Catania, ragazzi, ma nasce da Nubello poi, e che voi ve ne siete accorti dopo troppo tempo, però è arrivato. Con questo vi ringrazio a tutti voi ragazzi che avete
collaborato a questa splendissima serata. L'inizio di tante. Enzo, che ne dici se cantiamo? Ora sì, lo diciamo, ora lo dico, faccio cantare Enzo e poi lo ricordiamo. Io voglio presentare una nuova canzone pure io, ne approfitto, una canzone che parla del matrimonio. Bella, mancava in archivio questa tra tutti i brani. L'emozione che unisce due persone. E la facciamo ascoltare subito, ricordiamo il titolo del brano? Viva gli sposi. Sempre. Che sta vita nasce il tuo cuore un nome in una fede una data segna una storia che sta amore che non rimane si può raccontare o sono due una vita si avverate gusto dei bianchi in un bouquet di rose la tua metà che aspetta sull'altare una firma, una promessa fatta a Dio. Viva gli sposi, agenda a Luca e sfatte in mano con l'occhio infuso, vi guardate emozionate una vita insieme, raccontate in una storia scrivi una frase e metti un cuore rosa stasera un sposo t'ha portata serenata ti sta chiamando e ti ci affaccio dal balcone pure tua mamma sta cagnendo emozionata e mentre quando dice insieme a me viva gli sposi auguri a te. Questa canzone è dedicata a voi vi auguro gioia e il meglio nella vita sta storia racconta a mano creatura che da questo amore spero nascerà viva gli sposi agenda a Luca e sfatte in mano con l'occhio infuso vi guardate emozionate una vita insieme raccontate in una storia scrivi una frase e metti un cuore rosa stasera un sposo t'ha portata serenata tu stai chiamando e ti ci affaccio dal balcone pure tua mamma sta cagnendo emozionata e mentre quando dice insieme a me viva gli sposi auguri a te. Termini. Grazie. Altro brano di grande successo. Ragazzi, tutti gli artisti che questa sera si stanno esibendo qui, vi ricordo che giorno 7 di dicembre saranno presso il Lido Belvedere, grazie a Tino Connorelli e a Franco Nobile c'è questa fantastica serata. I biglietti vi ricordo che ancora sono disponibili, siamo quasi in sold out, quindi non perdete tempo, continuate a prenotarli. Il numero telefonico lo potete vedere in locandina o potete contattarci tranquillamente e vi ricordo che il biglietto lo dovete conservare perché dietro ci sarà un timbro dove c'è scritto Voucher Crociera, ovvero basta andare presso l'agenzia viaggi Professione Vacanze che si trova in via Lenin al numero 95 e 97 e avrete diritto ad uno sconto del 20% per la crociera che partirà nel 2025, quindi anno nuovo, crociera nuova. Ok, Giovanni, io l'ho comprato il biglietto. l'hai comprato? Anch'io, infatti gliel'ho detto prima, voglio il biglietto solamente. Magari diamo qualche info per i biglietti dal bar Termini, da Alessandro Termini, da suo padre, c'è il bar alla Fiera di Catania, troverete ticket. Come ciao papà? La salutai, giù, vuoi salutare qualcuno? Ciao papà! Capito? Quindi andate presso il bar Termini, proprio alla Fiera di Catania, il bar Termini penso che lo conoscete un po' tutti e lì potete trovare anche i bigliettini. Dopo mi dai l'indirizzo perfetto, Ale. Ci sono i numeri telefonici, potete contattarci anche a tutti noi su TikTok, WhatsApp, Facebook, insomma ovunque. Dopo ricordiamo tutte in chiusura, Gio, cantiamo. Cosa ci fai sentire? Parlaci male me. Di che? Ste cose.
Sa parlare male. Se ne parla troppo male in questo periodo. Che hai tu? No, non parlo. Ah, ok, scusami. Stavo facendo un po' di cortile in questo momento. Comunque, ascoltiamo quest'altro bellissimo brano di Giovanni Accardi. Oggi saputo che ti scordate già, insieme a nata stai facendo tutto quello che con me era fa. Chissà se chi è bravo e buono ti fa sta, si rendessero freddo ti sapeva scarfà. Con te oggi fatti tutto ma non è servito per te fare sta. Parlaci male al nuovo fidanzato quando lo sapevo che ne pensi me. Trovo le tue parole che regatti veri per ci fa sapere. La so servuto solo per fa malare, vogliono con te. Parlaci male fermando una lacrima fa finta che non mi va bene più. Tante le fatte sempre quando mi dici la vita mi sei tu. Lieve di sta speranza rindo cuore circa non mi pensa più. Stasera vado là a 12 stica, scrivendo non me nostro, faccio pure me, giuraste me sposa. E senza ci pensare vado a cancellare, perché sta scritto ti amo, ma tu stai là. Una donna innamorata che non sa niente, ti volesse ca. Parlaci male al nuovo fidanzato quando lo sapevo che ne pensi me. Trovo le tue parole che regatti veri per ci fa sapere. La so servuto solo per fa malare, vogliono con te. Parlaci male fermando una lacrima fa finta che non mi va bene più. Tante fatte sempre quando mi dici la vita mi sei tu. Lieve di sta speranza rindo cuore circa non mi pensa più. Parlaci male fermando una lacrima fa finta che non mi va bene più. Tante fatte sempre quando mi dici la vita mi sei tu. Lieve di sta speranza rindo cuore circa non mi pensa più. Bravo Giovanni Accardi. Grazie. Quest'altra bella scoperta. Io faccio complimenti ai ragazzi perché avete scelto bene. La cosa bella è proprio che stiamo portando avanti i nostri cantanti siciliani, che è la cosa più importante quando vedo che i nostri organizzatori organizzano le serate proprio per portare avanti i cantanti siciliani e facciamo girare le nostre voci, le voci proprio che sono nate in Sicilia. Adesso siamo a Catania, ma in Sicilia abbiamo delle voci bellissime e sono molto felice quando vedo questo, quindi complimenti ragazzi, a Franco e a Tino. Nel frattempo mi ha mandato un messaggino Nino Puglisi, lo salutiamo Nino, mi raccomando, non sapevo dell'incidente, riprenditi Nino, ti mando un bacio grande, 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 grande Ninuccio, ma proprio grande tutto per te con un ti vogliamo bene. Saluto anche Angelo che lui questa sera è incollato
su TikTok e dice: non sono apertamente amante di questa musica, ma devo dire che sono tutti bravissimi ragazzi, quindi lo abbiamo fatto ricredere, e questa è la cosa più bella, quando ci si ricrede su una determinata cosa. E ancora non hai visto niente, siamo quasi in chiusura, ma è arrivato il momento della nostra voce femminile, l'unica voce femminile della serata, che anche il giorno 7 ci continuerà a dare tante belle soddisfazizioni, oltre che Ora goduria per le continuiamo orecchie. a farvi riascoltare un altro brano napoletano. Questo è più ritmato, Vita toi, vita mia. Bellissima questa. Bella, preparatevi qua. Divertitevi. Voglio vedervi sculettare a tutti, capito? Così, anche se siete in sedia. Facesse pazzi innanzi a gente, per te resta vita mi rinda niente, non mi bastasse sapere che ti piace, nessuno t'ha tocca, Franco Nobile, e ti sentirò mi, tu sei una malattia, sei una spina in tuo cuore che mi brucia passione. Vai a impazzire per me, però io t'amo più e te, e ti sentirò mi, tu sei una malattia, sei una spina in tuo cuore che mi brucia passione, e ti sentirò mi, vita tua, vita mia, siamo stesso pensiero, una cosa, e moro, 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 senza te, sti due cuori per sempre, e moro, 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 sai perché tu sei mio soltanto, tu pensi ogni giorno, ti voglio per sempre, perché prima di te non c'è mai avuto niente, suonavo un amore, una bella famiglia, e mo se stai tu qualche me ma su, tu dici a sta vita mi porto per la mano, con te pure la pioggia diventa speciale, si dolce, si bella, sincera e carnale, sia vita mia, e ti sentirò mi, tu sei una malattia, sei una spina in tuo cuore che mi brucia passione, e ti sentirò mi, vita tua, vita mia, siamo stesso pensiero, una cosa, e moro, 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 lo sai perché tu sei troppo importante, e moro, moro, moro. Desi di Salvo! Brava! Grazie, mi è piaciuta. Brava! Vita tua, vita mia. Vita tua, vita mia! Amore, brava! Allora, purtroppo la serata è giunta in conclusura. Brava, abbiamo l'ultimo brano e sarà proprio Matteo a chiudere, però prima di chiudere mettiamoci tutti all'impiede perché vogliamo la foto ricordo. Un ricordo. Mettiamo i nostri organizzatori nel centro? Non fare la furba, ritornami il biglietto. No, questo devo dire una cosa prima. Mi ero agghiacciato secondo la crociera. Disgraziate d'unico. Mettetevi al centro i nostri organizzatori Tino e Franco nel centro, e noi ci mettiamo qua. Aspetta che poso il biglietto. Non suo centro, come fate? Desi, mettiti vicino a Francuzzo. Mettiti vicino a Franco. Ok, adesso ci siamo. Ok, guardate tutti i sonni. 1, 2, 3. Sulla gamba. 1, 2, 3, cheese.
Ok, ti devi mettere di profilo e fare mettere qualcuno davanti, capito? Allora, prima di concludere, mostriamo ancora una volta la locandina. Voglio ricordare a tutti, tutta l'equipe che state vedendo qui, sarà proprio l'equipe che il giorno 7 di dicembre vi aspetta presso il Lido Belvedere, al Viale Kennedy Lungomare Playa di Catania. Ovviamente il giorno 7 di dicembre ci sarà questo fantastico concerto live dove i nostri artisti della serata saranno proprio Andrea Vezzosi, Giovanni Accardi, Matteo, Desi Di Salvo, Enzo Termini. Il tutto organizzato da Tino Condorelli e Franco Nobile. Siamo quasi in sold out, ragazzi, i biglietti sono quasi esauriti. Potete andare direttamente al Bar Termini che si trova alla Fiera di Catania, esattamente in piazza Carlo Alberto. Andate lì, c'è il Bar Termini, potete andare ad acquistare il vostro biglietto lì, oppure potete telefonare il 348 88 22 780 o ancora il 347 17 93 970. I numeri telefonici potete chiederli anche a noi, c'è la pubblicità in radio, potete contattarci. E vi ricordo che il biglietto che acquistate, che questo è mio, Franco Nobile ha voglia di dire di no, lo dovete conservare 15 euro con drink card. Il biglietto lo dovete conservare perché dopo la serata potete andare a prenotare il vostro viaggio con partenza, mi raccomando, la partenza è importante nel 2025, perché avrete diritto ad uno sconto del 20% presso la Professioni Vacanze che si trova in Via Lenin 95-97. Ovviamente stiamo parlando di Lineri, Catania. Che dire, io faccio i complimenti a voi ragazzi perché siete stati fantastici. Abbiamo dato un assaggino di quello che succederà giorno 7 di dicembre. Franco Nobile e Tino Condorelli, volete dire qualcosa? Sui si concede, ancora no, resti là. Io mi congedo, la mia l'ho detta e faccio in bocca al lupo a tutti sti ragazzi. Che ridi? Antonella, no, Milena ha messo dietro le quinte, mi fa venire, magari tuo papà, va bene, ma tu che sei bellissima, non voglio dire che Franco è brutto, cioè, ma sei bellissima, Ciccio no, Sparta, dai, stavo solo dalle 10 a mezzogiorno, ci farai il saluto per domani, ti ricorderai di salutare noi, grazie, gentilissimi. Allora, signori, buonasera, in bocca al lupo. Dove stai andando? Dobbiamo fare. Ora ci sediamo noi. Ragazzi, io vi faccio i complimenti a tutti. Volete fare un saluto rapido, ma proprio rapido che vi passate il microfono? Ma proprio ambressa perché sono i ciucci. Sembra la mia bambina. Direi che la mia ci bambina sta. e mia moglie. Direi che ci sta. A mia mamma che non è qui con noi adesso allo studio, non è potuta venire, e anche alla mia ragazza e al mio bambino. Bravo. Matteo, tu saluti dopo che devi conclusionare, quindi insomma. Il tuo bambino pure vuoi salutare? No, no, il suo bambino. Ok. Saluto la mia famiglia, tutte le persone che ci seguono, la bella Radio TV, Franco Nobile, tutta l'organizzazione e tutti questi splendidi ragazzi. Scusa, devi dire Sonny esplicitamente. Sonny e la Mary Milani. Sonny. Quando dici Sonny parte in automatico, capito? È a vita mia. Vita mia, è a prodotto vocale, vai. A Sonny lo mettiamo special gay. Sì. Special gay. Ha già sbagliato. È in succio. Io mi associo anche, saluto la mia famiglia e niente, io però volevo spezzare una lancia per ringraziare gli organizzatori di questa serata, penso a nome di tutti quanti noi. Bravo Francuzzo. Andiamo a Matteo perché sarà lui a chiudere. Ciao papà. Matteo, ora puoi fare i saluti anche perché sei tu a chiudere stasera. Salutiamo a tutte le persone che ci seguono da casa e vi aspettiamo giorno 7 di dicembre a Lido Belvedere. Ragazzi, no, per il bagno no, ovviamente no. Per cantare e poi ci sarà la sì. Sui bicchieri, giù i pensieri, sarà lo slogan della serata. Ragazzi, noi vi ringraziamo a tutti, vi diamo appuntamento. Che c'è? Vi volevo fare sto regalo a tutte le persone che ci seguono da casa. Il brano che sto per cantare ancora non è in uscita, uscirà penso la prossima settimana, giovedì registrerò il video, penso prossima settimana uscirà, quindi vi voglio fare in anteprima, sì. Come si intitola il brano? Chiamami. Ragazzi, in anteprima siamo, Sonny? Il nuovo brano di Matteo. Grazie a tutti, ci vediamo giorno 7, buona serata, ciao.
Forse un anno che non ti vedevo, come fa? Sicuro tu non ti sei abituato senza lui. Mi dici che non è più la stessa cosa, se vedi dall'occhio che stai male. E allora chiamami se stai soffrendo, perché pure muori se non tengo a te. Mi sono stancato e fai agnure cuore, ogni sera a Luca, perché va a sapere come è frenuto questo grande amore. Non si rassegna per te viva ancora, come fa male. Ti prego chiamami se muovo ancora, ma nata nottata non la fa passare. Ti voglio rinde braccia nata moda e dinta una risata, ti voglio vasare. Tu sei l'amore che non passa giù, ma sai fa vivere soltanto tu. Ti prego chiamami. Solo tu, ma sai capire solo con una guardata, sempre tu. Ma fai sta buona quando sto malato, che ci fa? Non saccio vivere lontana da te, ma cuore tu e ste case ambienta a me. E allora chiamami se stai soffrendo, perché pure muori se non tengo a te. Mi sono stancato e fai agnure cuore, ogni sera a Luca, perché va a sapere come è venuto questo grande amore. Non si rassegna per te viva ancora, come va male. No, non ci potremmo perdere così, non è possibile perché siamo nessuno mai mi va a sbattere il cuore come fai tu. E allora chiamami, ti sto aspettando, fra mezz'ora scino ti voglio vedere. Lo stesso posto tutta innamorata, l'uomo fatto amore, la prima volta è te. Stasera cuore torna a fa pace, mi voglio mettere in sti vasi, che farlo vivere, senza lascio perdere mai più. Senza lascio perdere mai più.